Io sono Zambello Mirella, la Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto e abbiamo voluto fare questa iniziativa qui a Sottomarina per ricordare la collega che un anno fa è deceduta, la giovane collega Barbara Penzo. L'abbiamo fatto in collaborazione con Caritas e poi con il patrocinio del Comune di Chioggia e con la collaborazione della parrocchia qui del Buon Pastore, perché abbiamo voluto evidenziare il suo impegno professionale nei confronti delle persone più in difficoltà. Abbiamo delle esperienze importanti anche per ricordare Barbara Penzo. Abbiamo anche istituito come ordine un premio con un fondo raccolto appunto da Caritas, un premio per gli studenti che hanno fatto tesi triennali e magistrali nelle 3 università del Veneto che fanno il corso di laurea in servizio sociale, le università di Verona, Padova e Venezia. Sono tesi che hanno studiato delle esperienze particolari, delle buone prassi per affrontare il tema della povertà con un'ottica generativa, vale a dire con un atteggiamento che cerchi di promuovere le capacità residuali positive delle persone che in un determinato momento si trovano in difficoltà, in povertà. Consapevoli però che la povertà non è solo economica, ma anche con delle fragilità personali, con anche la povertà educativa nei nuclei familiari che hanno dei bambini minori. Quindi abbiamo dato evidenza a delle progettualità oggi che vengono presentate dai colleghi, ma anche a queste tesi che hanno studiato esperienze realizzate davvero nei servizi del Veneto su queste positività. Ci sono gli empori della solidarietà realizzati peraltro anche in questo territorio e con cui appunto Barbara collaborava in qualità anche di volontaria, e quindi abbiamo voluto presentare proprio esperienze concrete per dire che si può contrastare la povertà, soprattutto creando una cultura nelle nostre comunità locali, una cultura della solidarietà. Ecco, oggi diamo evidenza anche all'importante lavoro che un assistente sociale deve fare, non solo con le persone per accompagnarle a superare il loro momento di bisogno, le famiglie, ma anche con la comunità, per fare rete, per collaborare con tutte le risorse, sia le istituzioni, ma anche le forme di volontariato preziose che caratterizzano la nostra comunità del Veneto, accompagnare, creare rete positive per dare le opportunità alle persone e sono molte che sono nelle situazioni di povertà, per uscire, per venirne fuori, per reinserirsi nei contesti delle nostre comunità locali e poter contribuire così anche loro, anche le persone più fragili, a creare lo sviluppo. Vogliamo lavorare quindi insieme per creare comunità più solidali.